Allora, l'unità organizzativa a cui appartengo è l'unità organizzativa cooperazione territoriale e macrostrategie europee. E si tratta di una struttura della Regione Veneto che si occupa del coordinamento della partecipazione del territorio del Veneto ai programmi di cooperazione territoriale. E diciamo che in base anche al tipo di programma il ruolo della unità organizzativa è leggermente diverso. Per esempio in Italia-Austria è una UCR, cioè unità di coordinamento regionale, in Italia-Croazia la Regione Veneto è autorità di gestione del programma, in Central Europe siamo punto di contatto nazionale del programma e negli altri programmi siamo struttura regionale di coordinamento. Come vedete sono programmi di natura diversa, l'unico diciamo interregionale è Interreg Europe. Questa è la disponibilità finanziaria per il periodo 21-27, ovvero per la programmazione in corso. E tutti i vari programmi hanno una dotazione finanziaria, qui indicata come quota FESR, di diverso ammontare, e anche il tasso di cofinanziamento leggermente diverso in base ai vari programmi. Per quanto Chiedo ci scusa riguarda, Fabiola, dimmi. scusa se ti interrompo, ma noi lo vediamo ancora in modalità, diciamo, non di presentazione e non sta andando avanti. Ok, Quindi non so se adesso lo vedete? adesso sì, siamo alla seconda Ok, slide, la vediamo, grazie. perfetto. Allora passo già alla terza. Qui vedete il tasso di cofinanziamento dell'Unione Europea che è leggermente diverso in base al programma. Per quanto riguarda Interreg Europe, il tasso di cofinanziamento della quota, diciamo, comunitaria è dell'80% e la dotazione complessiva del programma, come vedete, è molto corposa. Infatti è un programma con una dotazione, diciamo, maggiore. E la novità, diciamo, di questa programmazione è che per l'Italia la quota di cofinanziamento è assicurata sia per i pubblici che per i privati dal fondo di rotazione nazionale, mentre nella passata programmazione la quota di cofinanziamento valeva invece nazionale, valeva soltanto per gli enti pubblici. I nuovi obiettivi strategici del 21-27 sono questi, quindi un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini. Per ogni obiettivo strategico ci sono degli obiettivi specifici, a cui si aggiungono poi due obiettivi specifici, cosiddetti Interreg, una migliore governance della cooperazione e un'Europa più sicura. E questi sono i risultati della cooperazione territoriale europea nel 14-20 nella nostra regione. Quindi complessivamente il Veneto ha partecipato a 8 programmi di cooperazione territoriale europea con 317 progetti con partner veneti, 516 partecipazioni di partner veneti nei progetti e una dotazione di FESR che è di 81,3 milioni di euro. Qui invece ci sono i risultati del programma Interreg Europe 14-20 in Veneto, quindi solo del programma Interreg Europe, sempre solo quota FESR. E abbiamo 8 progetti finanziati con partner veneti con una ricaduta di FESR di 1,6 milioni di euro. Interreg Europe 21-27. Come nella precedente programmazione sono eleggibili i soggetti pubblici e i soggetti privati, soltanto quelli senza finalità di lucro, che hanno sede in tutte le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, a cui si aggiungono la Norvegia e la Svizzera. Quindi un'area eleggibile molto ampia, molto più ampia, diciamo, degli altri programmi di cooperazione territoriale. Il budget, come dicevo, è di 379 milioni di euro di FESR. Quasi il 90% del budget del programma è destinato al finanziamento di progetti di cooperazione territoriale europea, mentre il restante 10% finanzia l'assistenza tecnica e degli strumenti di supporto ai beneficiari, come la Policy Learning Platform. Gli obiettivi tematici del programma, anche qui abbiamo una grande ampiezza rispetto agli altri programmi di cooperazione territoriale, perché in realtà comprende tutti gli obiettivi tematici del 21-27.
Lo scopo generale del programma, anche questo è abbastanza particolare rispetto agli altri programmi di cooperazione territoriale, perché vuole rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche di sviluppo dei territori. E quindi, diciamo, si indirizza prevalentemente alle pubbliche amministrazioni che gestiscono, attuano, elaborano le politiche di sviluppo dei territori. Tutti gli obiettivi tematici possono essere toccati, diciamo, dai progetti, però a livello di programma è prevista una concentrazione dell'80% del FESR su smart, green e social. La cosa interessante è che oltre a questi obiettivi, diciamo, tematici, è possibile sviluppare anche altre tematiche trasversali, tematiche che sono comunque utili al rafforzamento delle politiche pubbliche. Per esempio, si potrebbe fare un progetto che migliora l'attività di affidamento pubblico, quindi appalti e quant'altro. Oppure si potrebbe pensare a una progettualità che si occupa dell'attuazione della regolamentazione sugli aiuti di Stato, oppure della gestione degli strumenti finanziari. Questi sono solo esempi. In realtà tutto quello che può servire per migliorare l'efficacia dell'implementazione delle politiche pubbliche sui territori, tutto quello che può migliorare questa attività pubblica è ammissibile. La quota di cofinanziamento è diversa, quindi l'80% per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche e i soggetti di diritto pubblico, invece il 70% per le organizzazioni private non profit. Questa è la quota, diciamo, FESR. Il restante è coperto appunto dal fondo di rotazione nazionale. Ci sono delle quote invece particolari per quanto riguarda i beneficiari di Svizzera e Norvegia che partecipano invece con fondi, diciamo, nazionali, insomma, del loro Stato. La durata dei progetti è di 4 anni, quindi 3 anni di attuazione delle attività previste, che consistono prevalentemente nello scambio di esperienze tra partner progettuali, e poi l'ultimo anno di follow-up per il monitoraggio dei risultati del progetto. E volevo un attimo sottolinearvi il concetto di policy instrument, perché è centrale nel programma Interreg Europe. L'obiettivo del progetto deve essere quello di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche, intese come implementazione di una strategia, di un piano, di un programma, di una legge o anche di un regolamento pubblico a livello locale, regionale o anche nazionale, il cosiddetto policy instrument. E questo policy instrument deve essere rivolto a migliorare una specifica situazione territoriale. Il progetto deve rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra i partner. Sono possibili comunque anche delle azioni pilota. Almeno uno dei policy instrument scelti dai partner di progetto deve riguardare un programma di investimento per il lavoro e la crescita. Quindi a livello di progetto almeno un partner deve scegliere come policy da sviluppare per esempio, un programma regionale FESR, piano regionale FSE+, comunque un programma rivolto alla crescita e agli investimenti per il lavoro. Devono necessariamente essere coinvolte nel progetto come partner di progetto oppure come partner associato, in base alle regole delle diverse call, le autorità pubbliche che hanno elaborato o sono responsabili dell'attuazione dei policy instrument scelti dai partner. Quindi, per esempio, se si deve attuare una legge regionale, dovrà essere coinvolta la regione come partner effettivo oppure come partner associato, in quanto autorità pubblica che ha elaborato quel determinato policy instrument. Ve lo sottolineo perché nelle varie, diciamo, istruttorie dei progetti abbiamo visto che uno dei principali motivi di esclusione formale delle proposte è quello proprio della mancanza oppure dell'errata individuazione delle autorità pubbliche responsabili del policy instrument. Quindi questo è un elemento che deve essere molto attentamente valutato quando presentate un progetto, eventualmente contattando il punto di contatto nazionale oppure il segretariato tecnico del programma, anche contattando noi per avere un supporto sulla correttezza della scelta fatta.
E il programma ha aperto un primo bando nel 2022, dal 5 aprile al 31 maggio. Il budget disponibile è di 130 milioni di euro di FESR, aperto a tutte le tematiche e a tutta l'area del programma, 134 progetti caricati nel portale e 72 progetti finanziati. Anche qui vi sottolineo che il tasso di successo è abbastanza elevato, quindi il 50% delle proposte è stata finanziata. Quindi diciamo è un programma dove comunque vale la pena, ecco, prestare un attimo di attenzione ed eventualmente candidarsi se si ha, diciamo, la policy da sviluppare, che ci interessa sviluppare con altri partner europei o anche extraeuropei, diciamo. Questi sono i risultati del primo bando in Veneto, quindi 5 progetti finanziati con beneficiari del Veneto, 6 partner di progetto, sia lead partner, project partner o partner associato, 1,2 milioni di euro di FESR come ricaduto sul territorio, e questi sono i 5 progetti finanziati, tra cui appunto Cherry e Odd for Growth. Il secondo bando si è aperto dal 15 marzo al 9 giugno 2023. Il budget era lo stesso della prima call, quindi 130 milioni di euro di FESR, aperto anche questo a tutte le tematiche, aperto a tutta l'area di programma, tutti gli stati UE, la Svizzera, la Norvegia. In questo caso 145 le proposte progettuali presentate, diciamo che il bando è rimasto aperto un po' di più rispetto al primo e i progetti sono in fase di approvazione. Vi anticipo le prossime opportunità sul programma. Allora, sono previsti 2 bandi. Il terzo bando nel primo semestre del 2024 e il quarto e ultimo bando nel primo semestre del 2025. Si sta discutendo l'allargamento del programma. Questa diciamo, è la novità più rilevante dell'ultimo anno diciamo, di attività del programma. Quindi a livello di comitato di sorveglianza che di comitato nazionale si sta facendo questa proposta di allargare l'area eleggibile anche all'Albania, alla Bosnia e Erzegovina, alla Moldavia, al Montenegro, al Nord Macedonia, Serbia e Ucraina. Quindi entro l'anno dovremo avere una conferma di questa proposta. Quindi se avete intenzione ecco, di candidarvi nei prossimi bandi, vi invito già a pensare anche ad eventuali partner che fanno parte insomma, di questi paesi e che potrebbero diciamo, apprendere diciamo, dal partenariato qualche utile esperienza per sviluppare le proprie attività pubbliche, diciamo, di sviluppo delle politiche pubbliche. Allora vi ringrazio intanto per l'attenzione. Per informazioni vi segnalo il sito del programma, quindi www.interregeurope.eu, oppure la nostra mail. Per ogni cosa ci potete scrivere interreg@regione.veneto.it. Ecco, concluso e vi ringrazio.